Prenderà il via la prossima settimana la campagna vaccinale obbligatoria per cani e gatti del Vittoriese dopo il caso di rabbia registrato nel comune. Vaccinazione che sarà totalmente gratuita. Una decisione che ha trovato allineate Regione Veneto e ULSS 2 per limitare le ricadute economiche per i cittadini dell'area interessata. Le modalità di adesione, luoghi e orari saranno decisi nei prossimi giorni e comunicati alla popolazione attraverso i canali istituzionali del comune e dell'azienda sanitaria. Trattandosi di una campagna di sanità pubblica alla quale è importante che aderiscano tutti i proprietari di animali d'affezione del territorio vittoriese, sottolinea l'assessore alla sanità Gino Gerosa, abbiamo ritenuto fosse importante fare uno sforzo sia economico che organizzativo per andare incontro alla popolazione e garantire la massima adesione. La gratuità della vaccinazione contro la rabbia darà la possibilità a tutti di mettere in sicurezza se stessi e i propri animali senza aggravi economici. È fondamentale che nessun proprietario rinunci a vaccinare il proprio animale per ragioni economico-logistiche, evidenzia la dottoressa Francesca Russo, direttore della Direzione Prevenzione e Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione Veneto. Per questo, continua, abbiamo trovato in stretto accordo con l'ULSS 2 e con il Comune di Vittorio Veneto per garantire una campagna accessibile, capillare e in tempi rapidi. Invitiamo tutta la cittadinanza a collaborare. Proteggere il proprio animale significa proteggere l'intera comunità. La vaccinazione è sicura ed efficace. Ringrazio l'assessore regionale alla sanità Gerosa, il direttore generale dell'US2, dottor Bizzarri, e la dottoressa Schiavon del servizio veterinario dell'US2 per aver fatto sì che ci sia la campagna vaccinale gratuita nella città di Vittorio Veneto. Voglio altresì ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questi giorni, nel quale abbiamo fatto fronte a questa piccola emergenza. E, innanzitutto anche i veterinari territoriali, liberi professionisti che insomma stanno aiutando molti cittadini ripeto, a vaccinare i propri animali.